sempre le vitamine, no? Per parlarti forte. E qualificato studioso veneto e amico Millo Bottolano. Tra queste cime imponenti, tra questi boschi maestosi, nel cuore delle Alpi Venete, nome bandito dalla storiografia italica, oggi 11 luglio 2021 riecheggia il nome di San Marco. Viva San Marco! Il nome si fa grido di vittoria sullo sconforto collettivo, sulla sopraffazione istituzionale, sulla violenza che ci hanno ferito e volevano essere un ferirci a morte nel 1797 e nel 1849. Eppure, poiché la verità vive di forza propria e non può essere rinnegata per decreto di uno Stato occupante o peggio di un esercito e di un apparato politico e amministrativo che lo rende coercitivamente presente, poiché dunque è verità lampante e innegabile che il popolo veneto esiste, noi siamo qui a proclamarlo ad alta voce. E il nome e il grido Viva San Marco in qualche maniera si fa ruggito. Non siamo tanti, ma il nostro cuore freme. Si fa rigagnolo di voci, ruscello, fiume, mare largo e spazioso che bagna le coste della laguna e quelle dell'Adriatico orientale e scende onda dopo onda il ruggito di San Marco a farsi eco dell'anima profonda dei suoi figli amati, delle sue nobili città, delle sue isole nel cuore del Levante e del Mediterraneo. Alle nostre voci, alle nostre volontà, al nostro coraggio, oggi San Marco affida se stesso. Non vogliamo essere l'anfratto montuoso nel quale l'eco sibilante del popolo veneto, viva San Marco, vada a spegnersi. Non vogliamo essere così pavidi e vili da ritenere impossibile ciò che è possibile, da ritenere facoltativo ciò che invece è doveroso, da tergiversare ancora e tentennare nel difendere come è giusto, doveroso e santo la nostra madre patria. Continueremo a lasciarla alla mercé, al capriccio, allo sfruttamento, alla determinazione da parte di altri di ciò che come popolo veneto possiamo o non possiamo fare? Insomma, dobbiamo essere noi che prende in mano le nostre vite. Tra poco, dopo che siamo saliti sulla terrazza, si svolgerà un giuramento. Chi non giura qui è fuori posto. Chi non si impegna per noi e con noi non ha legittimità morale per stare qui. Ma voi, ardenti come me e più di me, nella consapevolezza e nell'amor patrio, non mancherete al nostro dovere e insieme ci inchineremo ad onorare la nostra bandiera. Adesso ascoltiamo un brano musicale di Vivaldi. Abbiamo l'onore di avere con noi il maestro Giovanni Zordano.